Eccoci anche oggi insieme, è tornato a trovarci Flavio Baldan, consulente finanziario indipendente. La sua presenza, devo dire, mi riempie di soddisfazione perché prima, fuori onda, gli ho chiesto come va e lui ha risposto benissimo, è un'annata straordinaria per la finanza. Ce la spiega perché per tutti noi invece la percezione è un'altra sulla situazione economica. Insomma. Certo. Beh, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità e un ben ritrovati. Diciamo che la finanza vive soprattutto di aspettative e quindi questa pandemia Covid ha creato delle aspettative importanti di cambiamento economico, per cui stiamo assistendo a dei mercati che sono euforici proprio su questi motivi di cambiamento che ci saranno in futuro, la green economy piuttosto che l'economia digitale, insomma tanti passaggi di questo tipo, e i mercati dopo quella discesa post lockdown importante che ha fatto perdere insomma tra i 20 e i 30 punti in media sui mercati e in modo molto rapido, si sono ripresi velocemente e stanno facendo massimi su massimi, proprio trascinati da queste aspettative che l'economia, siamo di fronte a una rivoluzione industriale epocale che possa dare dei vantaggi importanti nel corso dei prossimi anni. Insomma. Chiedo scusa, siccome noi ci siamo conosciuti sulla sua voglia di farci capire un po' di finanza, certo. Chi ci sta guadagnando? Perché Beh, ci sta guadagnando, tutti noi coloro... abbiamo idee diverse. No, beh, ma è ovvio. Allora, qualche settimana fa leggevo che c'è molta liquidità parcheggiata all'interno, è vero, all'interno dei conti correnti delle banche, eccetera, soprattutto liquidità che per esempio le imprese sottraggono agli investimenti per aspettare situazioni migliori, o risparmiatori che sono poco avvezzi al rischio, eccetera. Però in un mondo attuale dove per esempio l'aspetto obbligazionario, quella parte obbligazionaria che era un po' del cuscinetto con quel tasso per ricevere cedo, insomma, per i risparmiatori non c'è più perché siamo con oltre 15-16 mila miliardi di bond a tasso negativo, sostanzialmente bisogna trovare modelli differenti. Il modello differente è sostanzialmente in particolare puntare sulle aziende, puntare sulle equity, e questo sta trascinando ovviamente con Wall Street e i mercati americani per via di tutti i piani di recovery che hanno fatto, insomma tutta la liquidità che hanno inserito, sta trascinando fortemente i mercati in questa situazione qui. Quindi è ovvio che chi ha mantenuto anche calma in investimenti diversificati e adesso magari li ha un po' rafforzati con queste aspettative, ne sta traendo assolutamente benefici. Io cito un caso solamente perché ormai è sulla bocca di tutti e ognuno mi domanda sempre, parliamo di Tesla, ecco, basta fare questo nome per capire com'è l'evoluzione dei mercati. Poi qualcuno dice bolle, specula, tutto quello che vogliamo, ognuno ha le sue idee poi sotto questo aspetto, ma è solo un esempio per far capire, oppure tutte le aziende che sono collegate ai vaccini, tanto per esempio qui stiamo parlando di più di una decina di miliardi di utili nei prossimi anni, quindi cifre spaventose. È chiaro che vanno a beneficiare di queste situazioni qua, così come c'è il piano del New Green Deal dell'Unione Europea da 1.000 miliardi, l'altro giorno abbiamo visto Enel che è salita a 90 miliardi di capitalizzazione, è un beneficio sotto questo aspetto per tutte queste aziende, quindi togliere fossile, bioenergie, eolico, tutto quello, sono aspettative che creano importanti situazioni, importanti rialzi all'interno delle aziende, e quindi chi ha voglia di diversificare un po' sul lato un po' più rischioso ne trae molto beneficio. Qualcuno. Diciamo di sì, è sempre quel discorso all'interno della cultura finanziaria, nella diversificazione è giusto puntare anche sotto questi aspetti qua e i risultati sono evidenti. Continuiamo a parlare invece dei problemi di noi mortali, immortali, perché torniamo a parlare delle normative bancarie che sono entrate in vigore con il nuovo anno e che vengono definite la nuova classificazione della clientela inadempiente. Mi piace ricordare che è stato un avvocato padovano, Paolo Guaggetto, che abbiamo avuto anche ospite, a sollevare la questione, ahimè, in zona Cesarini però, sì. Perché la politica italiana si era dimenticata di questa norma o non ci aveva badato, non tanto perché la norma non fosse corretta, quanto cascava proprio nel momento della pandemia e quindi di maggiore difficoltà per la clientela. Prego, quindi... Sì, certo, quindi è vero, concordo su questo, non solo la politica, anche gli intermediari, molti intermediari bancari che adesso hanno dibattuto questo problema sono usciti poi
a fine anno, inizio dell'anno, dibattendo, sperando forse in una moratoria derivante dalla situazione Covid che c'era in questo momento, ma ricordo che queste norme sul default, che vanno poi a modificare quello che è l'articolo 178 del regolamento del 2013 sul default dei creditori all'interno degli intermediari, erano in dibattimento dall'inizio del 2019, quindi forse si poteva accorgersene un po' prima. Sotto questo profilo è vero, fanno trasparenza, cercano di unificare il comportamento degli intermediari all'interno dell'Unione Europea e probabilmente però ovviamente questo non è il migliore momento sotto questo profilo vista la situazione sanitaria. Certo che però occorre ricordare, e Banca d'Italia l'ha detto in una nota del 28 dicembre del 2020, che credo che in questa prima parte, in questo anno, saranno abbastanza ammorbidite. Certo, provocano un cambiamento sotto l'aspetto e degli intermediari finanziari e dei clienti, dei creditori, in particolare delle persone fisiche, della clientela retail. Ecco, cosa cambia? Perché se ben ho capito, certo, se uno oggi non riesce a rispettare una scadenza, sì, rischia di finire in una sorta di centrale rischi. Sì, allora, Banca d'Italia ha specificato, con questa nota che non cambia nulla dal punto di vista delle segnalazioni in centrale rischi come erano in passato, eccetera. Cambia sostanzialmente alcune percezioni, i piani di gestione da parte degli intermediari, perché comunque per i possibili default, quindi con le relazioni dei clienti, e sostanzialmente anche specificato che esistono ancora la possibilità di scoperture di conto corrente o anche extrafido. Certo che però, ultimato, io credo questo passaggio così blando, eccetera, poi diventeranno stringenti queste norme. Allora, cosa cambia nella sostanza? C'è un periodo cuscinetto. Ma io credo che molti intermediari, soprattutto qua in Italia, intermediari bancari che già si differenziavano, insomma, pensiamo alle banche di credito cooperativo per la conoscenza dei clienti, eccetera, adotteranno dei principi abbastanza morbidi. Poi, dopodiché bisognerà uniformarsi, perché l'essenza della norma è proprio questa, creare a livello, è una norma EBA dell'autority bancaria europea, è creare un'uniformità di comportamento degli intermediari all'interno di tutta l'Unione Europea, come sta avvenendo per i fondi pensione e per altre situazioni. Cosa cambia nella sostanza? E cambiano alcuni punti importanti, perché già prima esistevano per importi rilevanti il fatto che oltre i 90 giorni si aveva la messa in default, sì, o comunque per importi rilevanti. Sì, ecco, solo che adesso viene specificato meglio questo concetto di importo rilevante. Allora, a prescindere dal discorso delle PMI, imprese, eccetera, focalizzandosi su quello che invece sono le persone fisiche, la clientela ordinaria, le persone normali, cambia che adesso, con una scopertura prolungata oltre i 90 giorni per oltre i 100 euro sostanzialmente, e che rappresenti, perché questi due sono termini assoluti, relativi e anche assoluti, e che rappresenti l'1% di tutta la sua esposizione creditizia, la banca ha l'obbligo di segnalare il default del cliente, e quindi la segnalazione, portarlo a sofferenza sostanzialmente, usando i loro termini, e segnalarlo alla centrale rischi. Centrale rischi può essere quella di Banca d'Italia o quelle private. Lei dice la banca ha l'obbligo, altri dicono che invece ha l'opportunità. No, cioè volendo può anche non farlo. Allora, ripeto, prima abbiamo detto questo, però partiamo da un presupposto. Quando sostanzialmente il contratto di conto corrente, prendiamo il contratto di conto corrente, il cliente dà degli ordini alla banca che la banca esegue, però dà gli ordini di eseguirli all'interno di una provvista che c'è. Certo. Se all'interno non c'è questa provvista, è un'irregolarità. Allora, o si è all'interno del conto corrente o si è all'interno dell'affidamento, fuori si è irregolari. Ma già accadeva in questo momento, certo, perché scoperture non sono più tollerate da tempo, così come saltavano lo stesso RID, eccetera, se non c'era provvista. Io ritengo, la Banca d'Italia ha detto solamente che non è automatico il discorso, però rispettando la normativa dal mio punto di vista a regime, credo che sia obbligatorio per le banche segnalare questo tipo di esposizione, perché la normativa lo impone. Poi c'è questo regime, minimo transitorio, ma la Banca d'Italia ha detto non è automatico, non è che stanno lì al 91esimo giorno, concordo su questo, però voglio dire, può capitare. Chiaro, stiamo parlando di un arco temporale che è abbastanza
non comune. Cioè uno deve essere fuori fido per 90 giorni, perché prima sembrava immediato. Sì, fuori fido o fuori conto corrente per oltre i 90 giorni. Attenzione, facciamo un esempio per capirci. Oltre a essere i 90 giorni, io devo essere superiore ai 100 euro come esposizione e superiore all'1% del mio montante crediti, del mio affidamento. Supponendo un cliente che abbia un mutuo di 100.000 euro e un credito per 10.000 euro, io devo essere l'1% di 110.000, devo essere fuori di 1.100 euro ricorrente per oltre 3 mesi, per oltre 90 giorni. Allora a quel punto la banca può decidere, ma ripeto, stiamo parlando anche di situazioni lì perché 90 giorni non sono pochi. È chiaro che in una situazione di questo momento, come questa attuale, pandemica, con la crisi pandemica, eccetera, soprattutto per persone più fragili che hanno perso il lavoro, eccetera, diventa una situazione particolarmente difficile. È ovvio che però queste situazioni, ritornando a quello che dicevo prima, vanno spiegate bene sia da parte degli intermediari e vanno capite bene anche da parte dei clienti, perché non è tollerabile perché poi che ci siano scoperti di conto o scoperti extrafido da questo punto di vista, perché poi tutto si incarna anche all'interno di altre normative che sono arrivati, quelli dell'ICC che ha sostituito l'ISC per i conti correnti. Non abbiamo capito nulla. Cos'è l'ICC e cos'è l'ISC? L'ICC è l'indice dei costi complessivo che adesso ha sostituito l'ISC, che era l'indice sintetico dei costi di conto corrente. E allora l'indice complessivo tiene conto anche di altre cose che l'ISC non teneva, tipo gli oneri, tipo gli interessi passivi. Tiene conto sostanzialmente di tutto, compreso per esempio i costi di emissione di carte di debito o carte di credito che prima non rientravano. Questi sono passaggi importanti. Quindi per concludere, mi pare di capire dalla sua analisi che insomma bisogna stare attenti ai propri conti, ma non c'è da... No, allarmismo no, sono norme, ovviamente bisogna rispettarle. Dico una cosa importante, che anche questa è importante, dopo i 90 giorni, qualora ci fosse la segnalazione alla centrale rischi, ovviamente comporta tutte quelle situazioni che sappiamo di cattivo debitore, eccetera, non è automatico qualora la banca dopo i 90 giorni decidesse di rimettere in bonus dal punto di vista della sua policy il cliente, non è automatico che però venga chiuso levato dalla centrale rischi. Uno rischia di avere la fedina creditizia sporca. Sì, bisogna stare molto attenti perché non è possibile neanche, se non precedentemente, compensare debiti con altre poste di credito, certo, quindi bisogna pensarci prima, ma molto spesso accade, faccio un altro esempio per essere più chiaro, che molti clienti hanno un conto corrente dove addebitano bollette, eccetera, eccetera, e basta anche un solo scoperto, non è necessario che siano più di uno, magari hanno dei conti prossimi di liquidità e magari hanno un conto in rosso e della liquidità d'altra parte che con una gestione magari un po' più coerente e corretta non avrebbero queste problematiche, quindi magari la banca può aiutare anche questo su questi buffer, su conti monetari eccetera, però è opportuno che anche il cliente sappia che questa situazione qui va monitorata. Noi spesso ci occupiamo solo diamo degli ordini alla banca, mi ha pagato questo, però non ci occupiamo se c'è la provvista, se c'è la valuta, se magari gli assegni sono disponibili, in disponibilità, perché ci sono differenze anche lì. Bisogna stare più attenti alla gestione del proprio conto. Quel discorso che facevamo di financial literacy, che è sempre quello che avevamo fatto in passato. Imparare, insomma, a capire un pochino di più di finanza, è un po' ostica, diciamo la verità. Grazie a Flavio Baldan, che è consulente finanziario indipendente. Insomma, comunque mi pare che complessivamente alla fine il messaggio sia di tranquillità, di tranquillizzazione su questa questione che, ricordiamo, è la nuova classificazione della clientela inadempiente. A voi la prossima, grazie.